Rifugio di Vittorio Veneto è una delle tante sedi di comunità per persone adulte con delle disabilità di vario tipo che ci sono in Italia. Ogni mattina entro nella struttura e ho l'energia per affrontare una quotidianità nuova, proprio perché questo lavoro si fa sia con le competenze, con lo studio, con la formazione continua, ma si fa anche con il cuore. Mi ha spinto a fare volontariato, la volontà di impiegare un po' del mio tempo libero per gli altri. Tramite un amico sono arrivata al piccolo rifugio, mi sono innamorata delle persone che sono qua, del posto, delle attività, e quindi sono qui da circa 10-11 anni e mi spinge tutte le settimane a tornare qua perché queste persone sono diventate parte della mia famiglia. Sono felice quando sento di aver raggiunto gli obiettivi per quella giornata, quando ho visto le persone contente, quando vedi emergere un aspetto nuovo delle persone e quando in qualche maniera hai anche un riscontro positivo, un ritorno di tutto quello che hai compiuto in quella giornata, e quando anche con il gruppo di lavoro c'è una sintonia e si riesce ad andare insieme verso gli obiettivi delle persone che vogliamo raggiungere. Il lato più bello del mio lavoro è andare a casa contenta tutti i santi giorni, quindi il fatto di essere riuscita a fare quello che volevo fare da grande. Con gli ospiti si fanno diverse attività, che può essere semplicemente uscire a fare una passeggiata, bere un caffè, a mangiare una pizza, o a volte organizziamo delle gite, facciamo attività con altre associazioni. E poi durante le vacanze del periodo estivo organizziamo anche dei soggiorni al mare e in montagna per stare insieme un po' più tempo e tutto il giorno. Come dico spesso, non lavoriamo con i bulloni e quindi non fabbrichiamo oggetti, non facciamo fatturato, siamo persone che si relazionano ad altre persone, siamo educatori che cercano di dargli la possibilità di essere pronti ad affrontare le cose della vita e fare cose che a loro interessa e cose che gli fanno stare bene. Dedico tutto il tempo che riesco, a volte è solo qualche ora alla settimana, ma se riesco vengo anche di più. E dipende poi dalle attività che organizziamo anche con gli altri volontari, ma cerchiamo comunque nel sabato e la domenica di essere presenti. Avere coraggio è quella spinta interiore che ti porta proprio ad agire e ad andare verso gli altri, proprio perché il nostro lavoro è fatto sia di strumenti, di formazione di mente, ma anche tanto di cuore. È quell'energia per cui nascono le idee, e le idee nascono quando fai le cose proprio con quella forza interiore, con quell'amore, con quella gioia proprio di fare quello che tu ritieni importante, quello che ti piace. Secondo me il coraggio nel mio lavoro è capire, provare, sperimentare quello a cui voglio riuscire
ad arrivare con questi ospiti, mettere in conto di sbagliare e avere il coraggio di ripartire. Mettersi in gioco quando sai che qualcosa ti spaventa e sai che hai dei limiti, però decidi lo stesso di provare e di buttarti. Io l'ho fatto qui col volontariato perché quando ho iniziato ero molto timida e non sapevo se ero in grado di fare volontariato, di stare vicino a queste persone nel modo giusto. Però mi sono fatta coraggio, mi sono buttata e dopo 5 secondi che ero qua ho capito che mi avrebbe regalato un'esperienza meravigliosa e dopo 10 anni ripeto che è ancora così. Ogni volta che vengo qua per me è un'esperienza meravigliosa. Oggi abbiamo fatto un'esperienza di videomaking e ci siamo divertiti. Questa esperienza è stata molto bella, mi ha insegnato molto anche e soprattutto da un punto di vista della struttura, non essendoci mai stata, non avendo mai visitato anche gli ambienti interni. Questa esperienza è stata bellissima perché ho potuto capire come vivono e cosa fanno delle persone disabili che prima non ne avevo totalmente idea. E abbiamo fatto un video dove raccontiamo di questi volontari e lavoratori che aiutano queste persone tutti i giorni. È stata una bella esperienza inoltre perché ho imparato il videomaking. Ci sono state molte cose belle, per esempio le riprese video, comunque le interviste che mi hanno comunque affascinato. Consiglio a tutti, soprattutto a chi magari piace di più la creazione e il montaggio di video, perché grazie a queste esperienze si può imparare anche molto.
Buonasera a tutti, bentornate e bentornati a Educhiamoci, le giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner e media partner che ci hanno sostenuti a vario titolo. Trasmettiamo in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, dall'Aula Magna che ci ha ospitati in questa settimana. Trasmettiamo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo tutte le persone che da tutta Italia, veramente molto numerose e partecipi, ci stanno seguendo, anche rilanciando il nostro programma e le nostre dirette sui loro canali. Quindi ringraziamo tutte le persone che hanno dato risonanza a questa iniziativa. Vi ricordiamo che tutto il programma della manifestazione lo potete trovare sul sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it, dove resteranno anche i video di tutti gli interventi dei nostri esperti, compresi quelli delle edizioni precedenti, perché quest'anno siamo alla terza edizione. Terza edizione a cui abbiamo dato il titolo Ci vuole coraggio, un termine che ci sembra particolarmente importante in educazione perché la parola coraggio contiene al suo interno il termine cuore e per educare ci vuole cuore, ce l'hanno detto anche dei relatori, e poi perché il coraggio ci aiuta a superare la paura e ci aiuta ad essere educatori migliori anche per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che ci vengono affidati. Oggi siamo alla giornata conclusiva, questa è l'ultima serata, una serata veramente eccezionale perché avremo insieme degli ospiti molto speciali e anche qui con noi in studio abbiamo delle gradite presenze perché è con noi Don Andrea Forest, direttore della Caritas di Vittorio Veneto, che al termine dell'intervento dei nostri ospiti di questa sera ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà eventualmente porre le prime domande. Prima di presentarvi l'incontro passo la parola all'artefice del festival che è qui per una degna conclusione, l'assessora Antonella Caldart. Grazie di essere con noi. Grazie Marco, ben ritrovate e ben ritrovati a tutti. Come ha detto Marco, siamo alla serata conclusiva di una settimana molto impegnativa che ci lascia parole, pensieri, suggerimenti, suggestioni, anche provocazioni sul tema dell'educazione degli adulti. E noi abbiamo scelto di affrontarlo non nel modo tradizionale, come si poteva pensare, cioè coinvolgendo coloro che per mestiere sono educatori, gli psicologi, gli educatori. E abbiamo invece pensato di allargare i nostri interventi un po' a tutto il mondo scientifico e sociale. Perché? Perché siamo convinti che in una società civile sia necessario avere una vera, concreta, reale comunità educante. E quindi abbiamo voluto confrontarci con le voci di tutti coloro che potevano, possono e potranno appunto darci suggestioni e aiuto nel diventare educatori responsabili. Quindi abbiamo avuto proprio su questa sedia, per esempio, il grandissimo scienziato, il professor Rizzolati, che parlandoci della nascita dei neuroni specchio ci ha parlato dell'empatia necessaria per chi vuole essere un educatore degno di questo nome. Ma ieri sera abbiamo avuto il professor Di Freddi, matematico, logico, che ci ha parlato della necessità, anzi di come scegliere di chi fidarsi e perché fidarsi, altro tema, quello della fiducia, molto importante per l'educazione. E poi tanti altri psichiatri come la professoressa Poli, abbiamo avuto la professoressa Lucangeli, abbiamo avuto il professor Zoia e abbiamo avuto il grande filosofo Galimberti e così via. Quindi uno sguardo sul mondo dei giovani, dato però con concrete, con reali indicazioni e supporti dati a noi adulti. Perché ciò che mi rimane in modo particolare, e spero che rimanga a tanti di noi come così un po' il punto di riferimento di questa settimana, è stato ciò che ci ha detto il professor Zoia, quando ci ha detto che per essere educatori, che tu sia un papà, una mamma, un insegnante, un allenatore sportivo, un educatore di qualsiasi tipo,
tu devi prima di tutto scegliere di volerlo essere, perché se tu lo scegli divieni responsabile della tua scelta. Quindi ci ha concretamente dimostrato quanto sia importante avere coraggio della propria responsabilità. Ecco, questo è stato un po' il tema, il fil rouge che ci ha uniti, che ha unito tutti i nostri relatori durante questa settimana. E tutto ciò è vero, è stato voluto un po' da me, dal mio assessorato come assessore alla scuola e alla famiglia, però, e lo dico per la prima volta questa settimana, non avrei potuto fare ciò che ho fatto e che insieme abbiamo fatto non solo grazie al supporto di tanti enti che ci hanno seguiti, grazie al supporto di Banca Prealpi San Biagio che ha contribuito economicamente alla realizzazione del festival, ma soprattutto grazie ad IM Servizi. Vedete, loro sono dei ragazzi più o meno giovani, Marco ne è un rappresentante, che hanno una grandissima professionalità. Sono professionisti dell'educazione e questo è stato molto importante perché ci hanno veramente supportato nella scelta, nelle discussioni, nella realizzazione, nell'avere qui le migliori menti che hanno dato il loro contributo questa settimana, ma sono anche dei professionisti dal punto di vista organizzativo e tecnico. Quindi da parte dell'amministrazione comunale io questa sera voglio davvero rendere e ringraziare tutta IM Servizi. E poi voglio ringraziare le scuole. La scuola in questi giorni è stata abbastanza bistrattata. Abbiamo sentito parlare della scuola come un luogo dove si insegnano conoscenze, ma dove manca un'educazione alle competenze. Ecco, è vero, ne abbiamo parlato anche separatamente, per esempio col professor Galimberti che è stato molto severo verso la scuola. Però è vero che se noi poi guardiamo concretamente ciò che abbiamo attorno, e io mi occupo, ho questo assessorato ormai da oltre 20 anni, posso dire che nelle nostre scuole la maggior parte degli insegnanti sono insegnati preparati non solo dal punto di vista appunto delle conoscenze delle loro discipline, ma anche dal punto di vista formativo. E è vero, ve lo dico perché abbiamo i numeri, ci sono tantissimi insegnanti, oltre che genitori, educatori di altro tipo, che ci hanno seguito in queste giornate. Quindi vorrei spezzare una lancia a favore dei miei colleghi della scuola, perché in tanti crediamo e cerchiamo di essere sempre formati ed informati su ciò che è bene soprattutto per i nostri ragazzi. Ed infine grazie a voi che ci avete seguito, abbiamo avuto mediamente, a parte le persone in presenza, mediamente 300-350 persone che ci seguivano a distanza, ma siamo arrivati a picchi di oltre 1000 presenze. Poi sapete che tutte le nostre serate rimangono a disposizione come in una cassetta degli attrezzi, quindi al bisogno questo cassettino che ti serve può essere aperto e troverai lì delle risposte, dei suggerimenti a ciò che stai cercando. Ecco, come amministrazione comunale io ringrazio tutti e davvero spero, ce la metteremo tutta per poter dare continuità a questo festival in una quarta, quinta e speriamo ulteriori edizioni. Grazie a tutti e buona serata. Grazie infinite Antonella Caldarte per tutto il cuore, la competenza e il coraggio che ha messo nella realizzazione di questa iniziativa. Abbiamo detto che questa è l'ultima serata, abbiamo parlato di coraggio da molti punti di vista e questa sera ne parliamo da un punto di vista operativo, ne parliamo con persone che questo coraggio veramente lo dimostrano tutti i giorni e fanno delle scelte che cambiano il mondo, e lo dico senza timore di retorica perché sapete bene di chi stiamo parlando. L'appuntamento di questa sera si intitola Dal silenzio all'azione, è anche un bel modo per concludere una settimana di grandi riflessioni, uscire dal festival cercando di cambiare qualcosa veramente. Per parlare di questo tema abbiamo con noi, collegato da Nairobi, Nicolò Govoni. Buonasera, benvenuto Nicolò, grazie di essere qui per la seconda volta al Festival Educhiamoci. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo in arrivo dal Sudan, perché è partita questa mattina con un aereo, è arrivata a Milano, c'erano gli scioperi
non aveva altri mezzi, si è messa in macchina, ci sta raggiungendo, siamo aggiornati in tempo reale. Rossella Micio, che è la Presidente d'Emergency, che ci raggiungerà a breve per salire su questo palco insieme a noi, e poi è collegata in videocollegamento anche Monica Minardi. Buonasera, grazie Monica Minardi, Presidente della sezione italiana di Medici Senza Frontiere. Benvenuta a Educhiamoci. Buonasera a tutte e tutti e grazie molto per questa opportunità. Grazie a voi. Allora io comincerei da lei, se ha piacere di aprire questo incontro con il suo intervento, e auguro a tutti un buon ascolto. Buonasera, molto interessante parlare di coraggio. Ho chiesto a un medico, il dottor Insa, che ho conosciuto in Etiopia. Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Ho chiesto al dottor Insa, che ho conosciuto in Etiopia a marzo scorso, un giovane medico che ha lavorato per 2 anni senza stipendio nella regione del Tigray, e nonostante i bombardamenti, nonostante la guerra, e ho chiesto a lui come poteva e come può definire il coraggio, e lui mi ha detto: ma una cosa molto semplice, nonostante i bombardamenti e nonostante le difficoltà, in questi 2 anni io ho ritenuto un privilegio e una benedizione essere vicino alle persone nel momento in cui avevano bisogno di me, e io in pratica ero lì. Quindi quando parliamo di Medici Senza Frontiere, di coraggio, io penso per un secondo al mio coraggio, al coraggio degli operatori e operatrici internazionali che si recano in questi posti, ma in realtà noi nel contatto con le persone che incontriamo là, nel momento in cui portiamo cure, portiamo farmaci, portiamo quello di cui la popolazione in quel momento ha bisogno, in angoli anche sperduti come piccole cliniche nella foresta, oppure in ambiti di guerra, e purtroppo questi ambiti stanno sempre aumentando sia in numero che in criticità e in condizioni proprio di scarsa sicurezza. Dicevo, nel momento in cui noi ci muoviamo e facciamo la nostra scelta di coraggio di lasciare le nostre case qui in Italia o in altri posti comunque privilegiati, incontriamo moltissime persone che sono gli operatori e operatrici locali con cui lavoriamo. Ricordiamoci che noi Medici Senza Frontiere, l'80% dello staff di Medici Senza Frontiere è formato da personale locale, quindi persone che come INSA sono medici etiopi o medici sudanesi o indiani, insomma in tutti questi progetti negli oltre 70 paesi dove lavoriamo. Ed è il coraggio loro, il coraggio di offrire la loro professionalità e nello stesso tempo di vivere in queste condizioni a volte veramente estremamente difficili. Abbiamo oggi sentito la testimonianza di un nostro operatore medico locale a Gaza che ha perduto in una notte 15 persone della sua famiglia e ora sta continuando a lavorare in uno degli ospedali supportati da Medici Senza Frontiere. Quindi il coraggio delle persone che incontriamo e anche il coraggio dei pazienti, delle mamme, dei bambini, delle persone in questo momento di vulnerabilità. Quindi la possibilità e anche il privilegio per noi di essere lì, no? E in modo da non lasciare nel silenzio queste voci che sono molto, molto coraggiose, che sono voci di scelte e voci veramente di un coraggio che viene dal profondo. E non solo appunto a Gaza, ho citato ovviamente Gaza per il contesto, ma in Afghanistan è stato nuovamente colpito da un terremoto. Le donne in Afghanistan, dal governo dei talebani, a loro è stato vietato da mesi di andare oltre l'anno sesto dell'educazione, quindi pensiamo come vengano temuti proprio in questi contesti, come viene temuta l'educazione, che ce la dice lunga sul potere appunto dell'educazione, come è, non voglio usare il termine arma, però in effetti come mezzo per cambiare le cose, per cambiare il mondo. E quindi questo è il coraggio, no, dell'azione medica portata avanti
sì, dal personale internazionale, ma soprattutto dalle comunità locali. E poi c'è il coraggio della parola, il coraggio di parlare e anche il coraggio di come farlo, no? Dei momenti in cui scegliere di parlare e di dare la testimonianza. Come probabilmente appunto già sapete, Medici Senza Frontiere nasce nel 1971 da un gruppo di medici e di giornalisti. Quindi per noi la testimonianza e la parola hanno un valore fondamentale, perché il racconto, il portare alla luce delle situazioni che troppo spesso rimangono nell'ombra, per noi è importante come le cure mediche. Quindi questa capacità, questa volontà di parlare e di approfondire le questioni. E questa capacità di approfondire richiede molto coraggio e a questo serve l'educazione. L'educazione serve a tirare fuori il meglio di ognuno di noi, i talenti più o meno nascosti, le potenzialità, e a tirare fuori queste storie, questi racconti, queste verità, la sofferenza e il coraggio di chi vive le storie dolorose sulla propria pelle. Quindi per noi la parola e l'educazione sono parti importantissime, no, della nostra azione medico-umanitaria, perché poi fanno parte dell'etica medica. Quindi in questo si inserisce uno dei progetti che forse non tantissimi conoscono di Medici Senza Frontiere Italia, che è il progetto Scuole. Progetto Scuole che da diversi anni che va avanti ha proprio l'obiettivo appunto di utilizzare il racconto, di utilizzare la parola, di utilizzare l'educazione ed è proprio diretto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, agli alunni, in modo da cercare proprio di stimolare questa volontà di andare a fondo, di approfondire, di tirare fuori, no? di togliere le situazioni dall'ombra, di conoscere di più, di capire, perché poi questo ci dà la possibilità di sentirci più vicino a queste situazioni. La vicinanza avviene attraverso la vicinanza fisica, quindi l'essere fisicamente in un posto, ovviamente questo è molto importante, ci fa sentire più vicini a quella situazione, a quella comunità, a quei pazienti, a quelle persone, ma anche la conoscenza crea prossimità. Quindi questo progetto nelle scuole ha proprio questo obiettivo e poi devo dire che a noi dà tantissimo, cioè quando come volontari e volontarie, come operatrici umanitarie e come operatori andiamo nelle scuole, c'è proprio questa energia che si sente, no? Questa bella energia che sta nella scelta di volere sapere di più, di volersi confrontare. Quindi, come vi dicevo, per questo motivo da diversi anni portiamo avanti questi progetti nelle scuole. È un progetto educativo che per noi appunto è molto importante e che ci dà anche molta energia e molta forza. Al progetto tra l'altro è legato un concorso nazionale che premia a fine anno gli studenti e le studentesse che raggiungono insomma, gli obiettivi che ogni anno diciamo ci prefissiamo. E quindi tra l'altro ci sono anche delle partnership con delle importanti testate giornalistiche o con altre realtà. Quindi per riassumere, che cos'è il coraggio? Ma il coraggio è andare a fondo, è avere il coraggio appunto come dicevate voi di scegliere e di farsi contaminare dalle storie degli altri, dalle sofferenze delle persone che abbiamo vicino. E la vicinanza è vicinanza fisica, ma è una vicinanza che si crea anche attraverso la conoscenza e la volontà di andare a fondo e di essere educati e educare, quindi di tirar fuori quello che è più profondo. Niente, mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie a te Monica, poi chiaramente ti ridaremo la parola perché ci saranno delle domande, degli interventi dal pubblico che ci piacerebbe rivolgervi anche al termine del primo giro. Passerei la parola a Nicolò, se ci sente,
Credo di sì. Vi sento perfettamente, Eccoci. grazie, sì. Sì. E, buonasera a tutti, sono molto emozionato di essere qui, come dicevo prima, dietro le quinte. Um, allora, coraggio. Coraggio è una parola grande. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Monica poco fa sul coraggio, ovvero che è scegliere. Scegliere di farsi contaminare. Ha detto lei, secondo me è molto bello e vorrei partire da qui, costruire da questo concetto. Ma in realtà farei un passo indietro, ovvero la parola coraggio in sé per sé, no? Da dove deriva? Coraggio è una parola che affonda le radici nel latino, ed è una parola che nasce dall'espressione latina cor habeo, quindi avere cuore. E penso che sia una parola fantastica, perché ha tantissimo significato, no? Cosa significa avere cuore? Secondo me, coraggio è, come diceva Monica, non solo la capacità di affrontare il dolore, la paura, l'ingiustizia, la battaglia, ma è la scelta di farlo. Il coraggio non è una semplice forza fisica, ma è una forza anche morale, è una virtù, è un avere cuore, no? E quello che mi piace pensare quando penso al coraggio, e poi vi spiego perché penso al coraggio anche non all'interno di Educhiamoci, è perché mi piace vedere questa parola come un avere a cuore, avere qualcosa a cuore, qualcuno a cuore. Il motivo per cui coraggio è una parola a cui pensiamo molto a Still I Rise è perché fa parte del motto della nostra scuola, delle nostre scuole. Ambition, bravery, care, quindi ambizione, coraggio e cura. E quando noi insegniamo ai nostri studenti ad avere coraggio, non insegniamo loro semplicemente la capacità di sopportare, no? Di sopportare il dolore, ma la scelta. Per noi il coraggio non è qualcosa di individuale, qualcosa di collettivo. Il coraggio è amore per la collettività, che essa sia la tua famiglia, o il tuo quartiere, o la tua città, o il tuo paese, o tutto il mondo, non importa. È un esercizio che va da te verso l'altro. Questo è il coraggio. Parlando di coraggio, ecco, io ci ho pensato, no? Cosa significa coraggio per noi, e c'è una storia che vorrei raccontare, che secondo me significa coraggio. C'è questo bambino qua in Kenya, da noi, che si chiama Idris, e ha 12 anni. Immaginate di essere Idris. Idris era un bambino di strada, e essere un bambino di strada in Kenya significa fare parte di un gruppo di 300.000 bambini di strada che vivono in condizioni estreme, di estrema violenza e di estrema privazione, e che spesso e volentieri devono mitigare con l'uso di droghe, una droga molto diffusa perché economica è la colla. Quello che fanno è mischiano una colla usata dai calzolai, quindi per le scarpe, con la benzina, e poi la sniffano. Ed è una droga che non solo crea una dipendenza fortissima, ma anche brucia le sinapsi al punto per cui la vita di una persona che soffre di dipendenza da questo tipo di sostanza si accorcia anche fino a 5 anni. E Idris era questo bambino. Idris è un bambino abbandonato dai genitori, un bambino che ha vissuto la strada e per viverla ha dovuto cercare coraggio in questa sostanza. E noi abbiamo trovato Idris ad aprile di quest'anno, e per caso non era un momento di iscrizioni, non eravamo nel processo di selezione degli studenti, ma l'abbiamo trovato, e a volte non importa se un processo è in atto oppure no, quali sono le politiche interne o quali sono i dettami delle policy, ma a volte rispondi a quello che hai davanti, no? E quindi abbiamo deciso di prendere questo bambino all'interno del nostro programma. Per chi non lo sapesse, noi abbiamo il privilegio assoluto di essere i primi al mondo a offrire il percorso IB, che sta per International Baccalaureate, quindi baccalaureato internazionale, che è un percorso di studi molto esclusivo che fanno
nelle scuole private con rette altissime. Ecco, noi abbiamo il privilegio di essere i primi a offrire questo percorso gratuitamente all'interno di una baraccopoli a bambini profughi e vulnerabili, specificamente queste due categorie. E Idris senz'altro appartiene alla seconda ed è stato accolto a scuola. Ma noi non offriamo una struttura di alloggio, quindi abbiamo dovuto collegarci al governo, alle autorità che si occupano dell'infanzia, e quindi questo bambino è stato messo all'interno di un orfanotrofio e veniva a scuola durante il giorno e andava poi all'orfanotrofio la sera. E gli orfanotrofi, si sa, sono dei luoghi di estrema sofferenza, non dovrebbero esserlo, ma purtroppo sono spesso e volentieri luoghi di grande dolore. E in questo orfanotrofio Idris era assoggettato a torture, quasi posso dire purtroppo, che poco si allontanavano dalla vita nella strada. E purtroppo, come a volte accade, è difficile coordinarsi con le autorità in luoghi in cui il diritto è più un'opinione che una regola, e quindi è stato difficile cercare di trovare una soluzione che non significasse un patimento continuo. E non ci siamo riusciti. Ed è per questo che un giorno, un mese fa, Idris ha preso ed è scappato da quell'orfanotrofio. E la cosa più incredibile è che questo orfanotrofio non se n'è accorto che questo bambino era sparito per più di 48 ore, finché noi il lunedì, non avendo ricevuto questo bambino con lo scuolabus, abbiamo chiamato e se ne sono accorti. E questo bambino era tornato esattamente dove l'abbiamo trovato la prima volta, in quel sottoscala, all'addiaccio, con gli altri bambini di strada, e l'abbiamo recuperato. E questa volta, anziché fare affidamento, abbiamo proposto una soluzione, e adesso questo bambino è in casa della nostra direttrice della scuola, Susan, una donna che ha scelto di accogliere questo bambino oltre a tutte le altre responsabilità che ha come direttrice di una scuola internazionale. E questo, secondo me, è veramente coraggio, è avere cuore o avere a cuore. È fare qualcosa che non devi per forza fare, non è una semplice risposta al dolore, non è un istinto di sopravvivenza, perché quello tutti ce l'hanno. Animali inclusi. L'avere a cuore è una scelta cosciente che ti porta a fare qualcosa che magari in un certo senso ti danneggia pure, perché non è semplice sopravvivenza, ma è curarsi di qualcun altro anche a tuo detrimento, perché sai che è la cosa giusta, perché sai che il mondo ne beneficerà, e se non è il mondo è almeno il mondo per una persona. Quindi per me il coraggio è Susan che accoglie Idris in casa sua, un bambino di strada che ne ha visti di tutti, è un bambino difficile ed è un bambino che ha bisogno di amore, più di ogni altra cosa. E io posso, veramente la lista è infinita di persone che ho avuto l'onore di incontrare e che hanno veramente a cuore l'altro. Posso parlare di Vital, che è il nostro manager nella scuola in Congo, che si è fatto picchiare a sangue pur di andare in miniera e riscattare quei bambini e portarli a scuola, dal lavoro minorile, che è una schiavitù, una forma di schiavitù moderna, a scuola. E Abdul Kafi, che è il nostro manager nella scuola in Siria. 2 settimane fa Abdul Kafi faceva i video in cui raccontava quello che accadeva con le bombe che gli cadevano a 1 chilometro di distanza. Questo per me è coraggio, è avere la possibilità di non fare quello che stanno facendo. Abdul Kafi potrebbe essere in Turchia, aver lasciato il nord-ovest della Siria, ma è rimasto, ha aperto una scuola insieme a noi e ora è sotto le bombe con la sua famiglia che vive a poco distante, che continua a lottare perché crede che ci sia un futuro per il suo paese, un futuro per ciò in cui crede, un futuro per i bambini per cui si batte. Ecco, questo per me è coraggio, è avere a cuore, non è semplicemente una risposta passiva di sopravvivenza a un dolore, a un disagio, a una minaccia,
è una scelta, significa io ho a cuore il mondo, ergo faccio questa cosa. E questa cosa può essere qualsiasi cosa, può essere una cosa piccola, può essere una cosa grande, ma il coraggio è scegliere di fare qualcosa per gli altri. Grazie. Nicolò, grazie infinite, anche con te naturalmente avremo modo poi di approfondire, partire dalle domande del nostro ospite in sala e poi delle persone che certamente ci scriveranno. Adesso nel frattempo ci ha raggiunti, dopo un lungo e faticoso viaggio, coraggioso viaggio, Rossella Miccio, la Presidente di Emergency, che ringraziamo davvero di cuore per essere qui con noi. Era già stata a Vittorio Veneto in occasione di una mostra fotografica organizzata dal Comune, sempre su questi temi. Se è riuscita a prendere fiato a bere un bicchiere d'acqua, le lasciamo la parola. Grazie Rossella. Ma innanzitutto buonasera a tutte e tutti, grazie Marco, grazie a chi ha pensato di organizzare questo festival bellissimo, ho visto il programma veramente bello e interessante e per averci coinvolto, per aver scelto di coinvolgere Emergency in questa iniziativa. Per noi è importantissimo parlare con i ragazzi ed è una cosa che facciamo da sempre, da quando Emergency è nata. Pochi lo sanno, ma noi abbiamo un doppio mandato, quello di fornire cure gratuite e di qualità alle vittime di guerra, delle povertà, delle mine antiuomo, ma anche quello di fare promozione di una cultura di pace, di solidarietà e rispetto dei diritti umani. E uno dei pilastri di questa promozione è proprio il dialogo con gli studenti, con le scuole, dalle scuole elementari alle università, perché io sono molto d'accordo con quello che diceva Nicolò prima. Il coraggio o comunque la determinazione nel fare, nello scegliere, ecco, di fare quello che si pensa essere la cosa giusta, perché poi credo che alla fine di quello si tratti, è un qualcosa che ha più valore quando è condivisa, quando diventa davvero scelta collettiva. Può partire dall'individuo. Penso che il caso di Emergency sia emblematica, la scelta di un uomo, di un chirurgo, di lasciare il suo ospedale di Milano e di andare a vedere che cosa vuol dire fare il chirurgo in un posto dove di feriti ce ne sono tanti ma di chirurghi ce ne sono troppo pochi, e quindi di conseguenza di creare un'organizzazione, perché lì ha capito questo, che la scelta individuale, il coraggio individuale da solo non basta e c'è bisogno di creare rete, di fare massa critica, perché poi è questa spinta, è questo coraggio che cambia le cose, o almeno ci si prova a cambiare le cose. Detto in questi giorni sembra forse un po', come dire, utopistico, però ecco, anche qui la lezione di Gino è sempre stata che l'utopia non è un qualcosa che non si può realizzare, ma è un progetto che va costruito. Quindi diciamo che dal nostro punto di vista ben vengano le utopie. L'utopia grande, quella per cui ovviamente noi lavoriamo tutti i giorni, è quella dell'abolizione della guerra. E vi posso garantire che, essendo arrivata stamattina da un paese in guerra, nuovamente in guerra, il Sudan, di cui penso che non abbiate sentito parlare recentemente, ma che sta sperimentando una nuova guerra già da 6 mesi, una guerra che ha fatto 5 milioni e mezzo di sfollati, 1 milione di profughi nei paesi vicini, non si sa bene quanti morti, quanti feriti, perché sono dati che non si sanno. Adesso è arrivato anche il colera, un sistema sanitario precedentemente già molto debole, che potete immaginare cosa sia successo così. Ecco, arrivare da un paese così e parlare di coraggio e di speranza di cambiamento non è facilissimo, però io vi ringrazio perché mi state dando la possibilità di farlo, perché vi garantisco che non ero molto, come dire, fiduciosa. Sono venuta via con un cuore proprio pesante da Port Sudan, perché questa guerra, che è l'ennesima che colpisce il Sudan è il paese che ha avuto la più lunga guerra civile africana, è durata 21 anni.
poi sembrava che ci fosse una pace che dovesse durare. Non è stato così, c'è stato prima il Darfur, adesso quest'ultimo conflitto. E quello che si sta sperimentando giù è davvero la follia della scelta della guerra, che mi ha detto la settimana scorsa un uomo importante sudanese che ha fatto una guerra per 40 anni, che è stato un combattente per 40 anni, mi ha detto: Rossella, la guerra ha un impatto negativo anche su chi la fa, non soltanto su chi la subisce, e te lo dice uno che per 40 anni è stato nel bush a fare la guerra, perché ti fa perdere il senso del tragico, di quanto sia tragico perdere una vita umana. E questo è quello che sta succedendo in Sudan in questi giorni, ma lo stiamo vedendo anche a Gaza, in Palestina, abbiamo visto in Ucraina, lo vediamo in tutte le guerre, tante, troppe, che ormai sono diventate la quotidianità per milioni di persone. E scegliere di rimanere in questi contesti dove appunto la logica della distruzione del nemico prevale anche su quella della protezione dei civili. Lo stiamo sentendo a Gaza, quello che è successo sugli ospedali. In Sudan non è diverso, purtroppo. Monica, che ha parlato prima di me, lo sa bene. A Khartoum siamo rimasti come organizzazioni internazionali, noi ed MSF, e stanno facendo i salti mortali per riuscire a garantire un minimo di cure indispensabili per i circa 3 milioni di abitanti che sono ancora intrappolati a Khartoum. Khartoum era una città da 7 milioni di abitanti, la metà, più della metà è andata via, ma 3 milioni sono ancora lì, con tutti gli ospedali distrutti, e ce ne sono pochissimi che funzionano, uno purtroppo l'ultimo da ieri. Mi sembra di capire che abbia interrotto proprio le attività, quello di MSF, proprio perché i militari impediscono l'arrivo dei beni necessari, e questa è una cosa che stiamo sperimentando anche noi, una fatica incredibile a convincere le persone che possono decidere che è giusto curare chi ne ha bisogno, è giusto curare chi è ferito. E questa credo che sia una scelta, non so se sia coraggiosa, onestamente, però credo che sia giusta, necessaria e forse l'unica possibile. Quindi, per come la vedo io, forse il coraggio è davvero molto figlio della coerenza e della consapevolezza e convinzione che il proprio impegno serva a garantire forse non solo i propri diritti, ma anche quelli di tutti e di ciascuno. Ma almeno questa è l'esperienza un po' che abbiamo fatto noi in questi anni, e credo che, insomma, spero che si riesca a continuare a farla. Sempre più difficile, lo state vedendo in questi giorni con le difficoltà di Gaza. Noi non siamo in Palestina, ma sappiamo benissimo quanto negli anni quello che viene chiamato lo spazio umanitario, cioè tutte quelle azioni che erano considerate ormai un dato assodato di fatto, che vuol dire protezione dei civili in guerra, non si bombardano gli ospedali, si dà accesso agli operatori umanitari, ai medici, eccetera, per far entrare aiuti, eccetera. Questo spazio si è andato sempre più restringendo nel silenzio, devo dire, abbastanza assordante della comunità internazionale, che forse dopo gli ultimi disastri di Gaza un po' si sta svegliando, e io me lo auguro, perché ci hanno fatto credere che escludendo gli altri da quelli che noi consideriamo diritti per noi saremmo stati meglio, saremmo stati più protetti, avremmo avuto più diritti. E invece non è così. È soltanto condividendoli questi diritti e condividendo i valori che sono alla base di questi diritti che tuteliamo anche noi stessi. Quindi io spero, mi auguro che qualcuno che ha più possibilità di noi faccia la scelta coraggiosa di non
risolvere i problemi con le armi, ma di fermarsi e di capire che così non si va da nessuna parte e che quindi ci vuole anche da questo punto di vista il coraggio di fare una scelta non scontata, ma appunto credo necessaria. Quindi io magari mi fermo per adesso qui e poi appunto spero ci siano anche delle domande dai ragazzi. Perfetto. Stanno benissimo. già arrivando, grazie mille Rossella Micio, ma forse qualche domanda arriva anche dalla riflessione di Don Andrea, prego. Buonasera a tutti, grazie anche dell'invito di poter essere qui presente. Io sono direttore della Caritas qui locale di Vittorio Veneto della diocesi e mi sento molto piccolo rispetto poi a tutte le incombenze, anche le sfide che voi state vivendo a livello internazionale e dentro ben altri contesti. Ma mi è sembrato un po' che questo coraggio stasera dai nostri ospiti sia stato definito come atto umano completo di tutti i livelli, cioè è questione del cuore, come l'educazione è questione del cuore, ricordava San Giovanni Bosco, e parte dalla capacità di immedesimarsi con l'altro. Nicolò prima ha insistito molto proprio su questo aspetto qui. Penso che, anche Rossella lo citava, coraggio voglia dire anche lasciarsi scomodare in qualche modo dall'altro che rivolge il suo appello. Lo ricorda anche Papa Francesco, Fratelli Tutti, citando il buon samaritano, no? Quello che ha avuto coraggio di rompere i piani, quello che ha avuto coraggio di lasciarsi scomodare dalla sofferenza dell'altro, ecco, questo è quello che ha compiuto un atto di coraggio che poi diventa anche sinonimo e declinato come fraternità. Ecco, forse oggi una parola dimenticata, la fraternità, l'abbiamo lasciata indietro dalla rivoluzione francese, sarebbe forse il caso di riscoprire questo stile come lo stile che informa e plasma anche i rapporti che viviamo. Il coraggio come questione del cuore, l'educazione come questione del cuore. Mi pare però che non sia sufficiente, anche Monica all'inizio lo sottolineava, parlava di parola, di necessità di dialogo, di incontro, è questione anche di testa, di ragionamento, di logica. Anche tra gli ospiti di questa settimana ci sono stati filosofi, matematici. Il coraggio è anche questione da ragionare, da approfondire, ricordava Monica all'inizio, no? Questa necessità di non lasciare soltanto il cuore, perché il cuore porta sì la compassione, l'attenzione all'altro, il coinvolgersi, il prendersi cura dell'avere a cuore queste forme del coraggio, certo, ma lasciare tutto al cuore, e i fatti che sono stati anche appena citati lo dimostrano, può portare anche cose molto negative come guerra, contrapposizione, fazioni. Quindi è importante che questo coraggio sia un movimento che parte dal cuore, ma che sia anche ragionato, che sia approfondito, che abbia anche le ragioni della logica, della verità dietro di fondo. La più grande verità è quella della dignità di ogni uomo e donna. E poi mi pare sia stato ben sottolineato da tutti che il coraggio, come l'educazione, è anche questione di mani e piedi, di azione concreta. Il titolo della serata era proprio rivolto all'azione, all'agire. Piedi per partire, per non restare fermi dove si è, per fare un passo avanti. Ogni cammino comincia con il primo passo e ogni passo comincia con uno squilibrio. Perdere una situazione di equilibrio per squilibrarsi e protendersi verso in avanti. Occorre accettare di essere anche un po' squilibrati per certi aspetti, per essere anche un po' incoscienti di fare il primo passo, ma anche perdere l'equilibrio della staticità, della comodità per protrarsi in avanti. Non sarebbe altrimenti un passo indietro, qualche cosa di positivo. E anche mani, azioni che diventano concrete, mani che si tendono. I nostri ospiti stasera hanno testimoniato ciò che è stata la loro scelta di vita in questo senso, tendere le mani, un intrecciarsi di mani. Anche prima nell'intervento Rossella lo sottolineava, sì, noi abbiamo forse testimonianza di eroi, Gino Strada, possiamo definirlo così, per certi aspetti anche i nostri stessi ospiti di stasera, cioè persone che hanno fatto scelte evidentemente coraggiose. Ma dietro un eroe c'è bisogno di una comunità, come ci è stato ricordato, che compia, supporti queste azioni coraggiose dentro il coraggio delle piccole scelte quotidiane.
Mi piaceva, sono andato a guardarmi in questi giorni un po' il profilo di Nicolò, perché tra i 3 ospiti, gli ospiti proprio personalmente non li conoscevo, ma insomma Medici Senza Frontiere, Emergency sono realtà note. Ho letto un po' il profilo invece di Nicolò e nella sua biografia si presenta così, come frutto di uno sbaglio e di tanto amore. Penso che mi confermi, Nicolò, questa cosa, no? Ecco, forse il coraggio è proprio questo, mettere insieme sbagli e tanto amore. Sarebbe così fittizio un coraggio che non partisse da qui, da tutto ciò che non va, anche dentro la propria vita, i propri errori, i propri sbagli, come anche uno sguardo sul mondo che è fatto da ferite e fatiche, no? Però questo non può autorizzarci a perdere la speranza, ecco, tornando alle parole di Rossella prima. Occorre ed è necessario che queste ferite, questi sbagli non siano l'ultima parola definitiva. La vita fiorisce dove di fronte a questa ferita, a questo sbaglio, c'è il coraggio di un più grande amore. La fede cristiana, perdonate la deformazione professionale, personale, essendo prete, ma la fede cristiana ci consegna proprio questa eredità di un amore più grande di ogni ferita. Ecco, mi piacerebbe che fossimo tutti convinti di questa realtà, di quella capacità che è nel cuore di ciascuno, nella mente di ciascuno, nei piedi e nelle mani di ciascuno, di poter compiere gesti di tanto amore che possono anche superare quegli sbagli, quelle ferite di cui il mondo porta purtroppo oggi ancora i segni. Grazie mille Don Andrea, approfitto di questi stimoli che lei ha dato per aggiungere anche qualche spunto che arriva dalle molte persone che ci stanno seguendo da casa. C'è una domanda che vorrei girare a Monica Minardi, perché c'è una persona che ci scrive: tutti voi rappresentate grandi realtà che sono nate a partire da sogni, ma oggi ci vuole coraggio anche per sognare? Sì, grazie. Sì, serve coraggio. Io vorrei un po' smitizzare, allora intanto grazie per le parole di Rossella, di Nicolò e del padre. Io tra la categoria eroi e squilibrati so dove mettere me stessa, quindi non è quella degli eroi, quindi mi è piaciuto molto questo discorso dello squilibrio. Sì, serve coraggio per sognare. Serve un atto anche di volontà, cioè di volontà di osservare quello che abbiamo attorno, perché poi non è, io ve lo dico proprio onestamente, io in realtà faccio ancora il medico di base, non mi sento di far parte o di aver fatto una scelta grande, ma non lo dico perché proprio lo sento, insomma, Rossella un po' mi conosce, noi ci conosciamo e penso che sia la stessa cosa per Rossella. Quello che abbiamo di diverso è probabilmente questo sguardo un pochino che va un po' non oltre, nel senso come giudizio morale, nel senso va oltre, nel senso che alziamo un po' la testa rispetto alla quotidianità, ma serve coraggio nelle scelte anche quotidiane, cioè, ed è quello che ci stiamo dicendo, il coraggio di farsi di perdere un po' l'equilibrio che ci è dato dalla nostra routine, dalla nostra vita di tutti i giorni, guardarsi attorno e farsi toccare da quello che abbiamo attorno, perché poi non è che bisogna fare una categorizzazione, una classifica delle sofferenze, cioè la sofferenza è sofferenza ovunque, vicino a noi, lontano. Ognuno di noi ha dei talenti specifici, ognuno di noi cerca, no? La propria strada, quindi secondo me le sofferenze sono comunque sofferenze, anche quelle vicino a noi, e quindi è il coraggio di non voltarsi dall'altra parte, ecco, quello sì, di non voltarsi dall'altra parte. Io faccio il medico, quindi mi sento stimolata che il mio punto di squilibrio deriva dal fatto che ci siano posti nel mondo dove non c'è diritto neanche a un accesso di base, proprio a delle cure di base. Chi fa l'educatore, le educatrici si sentono stimolati da queste realtà, no, di mancanza di accesso, e come non c'è una classifica delle sofferenze, non c'è una classifica
come posso dire, di chi fa le cose più grandi o meno grandi. Cioè, l'importante è appunto avere il coraggio di andare a fondo, di ascoltare, di non voltarsi dall'altra parte e di fare quello che sentiamo che è nei nostri talenti, che è nelle nostre possibilità, anche un pochino oltre, semmai, le nostre possibilità, perché poi incontrando gli altri, incontrando altre persone che sognano, che hanno il coraggio come noi di farsi contaminare, in realtà ci si sente molto potenziati, ecco. Quindi non ho una risposta definitiva. Sì, io ovviamente dico sì, ci vuole coraggio anche a sognare, ma ecco, noi siamo anche in una parte del mondo dove siamo obbligati, secondo me, ad avere il coraggio di sognare, perché siamo comunque in una parte molto privilegiata del mondo e quindi dobbiamo avere il coraggio prima di tutto di apprezzare le cose che abbiamo e se non facciamo noi delle scelte di questo tipo, io parlo per me, io che comunque ho potuto studiare, ho potuto avere una vita con molti privilegi, chi lo deve fare? Avere delle opzioni, delle scelte è già un privilegio molto grande, quindi noi dobbiamo assolutamente sognare, secondo me. Grazie Monica. Abbiamo una domanda diretta anche per Nicolò da parte di una persona che evidentemente ci ha seguiti non solo quest'anno per le cose che dice, ma anche l'anno scorso, perché dice questa persona che ci ha scritto su Facebook: Nicolò è la conferma che per cambiare le cose è necessaria una riforma del sistema scolastico. Già l'anno scorso ci ha parlato di una scuola empatica, di insegnanti che educano e non solo insegnano, è stato un tema anche di questi giorni. La scuola è dunque una potente arma di cambiamento. Ci sono altri esempi di strategie analoghe alla vostra, a quelle adottate da Steel Air Rise nel mondo? Questa è la prima domanda di questa persona, che poi aggiunge: ma perché questo tipo di scelte non vengono imitate anche in Italia per riformare il sistema scolastico? Nicolò. Hai il microfono in mute però. Mi senti? Scusate. Sì, Ecco. dicevo, una domanda difficile, perché non lo so. Quello che... allora, mi piacerebbe rispondere a questa domanda, in realtà collegandomi anche un attimo a quella che hanno fatto a Monica, cioè perché mentre Monica rispondeva io pensavo, no, ci vuole coraggio a sognare, la cosa che mi viene in mente è ci vuole coraggio a essere un insegnante in Italia, perché è un lavoro difficilissimo. E io ho l'onore di interagire con tantissimi insegnanti italiani, centinaia se non migliaia grazie ai progetti che facciamo, e, e la passione che traspira da queste persone, messa a paragone con il trattamento scarsissimo che ricevono dal sistema scolastico italiano, ecco, quello è veramente un coraggio. Io te lo dico da insegnante, che ha la fortuna di insegnare in una scuola fatta a misura, no, di quello che pensiamo sia il sogno dell'insegnamento e dell'apprendimento. Ecco, io guardo i colleghi in Italia e veramente provo ammirazione, perché non so se ce la farei. E questa è una perifrasi per dire che so che non ce la farei. Ci vuole veramente coraggio per trovarsi con la passione per la conoscenza, per i bambini, per il futuro, perché poi insegnare è una poesia d'amore verso il futuro, una lettera d'amore per il futuro, e farlo con le difficoltà, i limiti, le carenze, le deficienze di un sistema che non è solo obsoleto, ma sembra a volte che sia attivamente volto alla persecuzione degli insegnanti. Sono parole forti, ma purtroppo sono parole che sto solo ripetendo dai colleghi che le hanno condivise con me. Ecco, penso che quello sia, e uso questo preambolo per poi ricollegarmi alla domanda principale. È tutta una questione di sistema. All'inizio l'assessora diceva che la scuola viene bistrattata e parlava di come gli insegnanti brucino di passione, che ci siano tantissime persone che fanno una differenza incredibile, ed è l'assoluta verità. È tutta una questione di sistema, è un problema politico più che individuale. Ovviamente non è individuale, come potrebbe esserlo. Come possiamo attribuire un sistema che è
statisticamente fallace, statisticamente disfunzionale a degli individui. Non può essere così. Non può che essere una questione che sta a monte. Quindi ecco, io non so rispondere perché non ci sia una volontà di assorbire influenze alternative, e non parlo solo di Still I Rise, che è nata 5 anni fa e ci sta che non vuoi prima vedere come questo modello che abbiamo messo a punto va a esprimersi nel lungo periodo. Ma abbiamo delle eccellenze in Italia, abbiamo il Montessori, che è completamente ignorato da un punto di vista istituzionale. Non ha il minimo senso, perché è un modello che funziona, non è perfetto, è un modello che però funziona e che è stato completamente ignorato dal sistema pubblico, completamente. E questa è la grande difficoltà. Io leggevo recentemente in un articolo gli ultimi dati sulla salute mentale degli studenti in Italia e si parlava di 220.000 bambini, chiunque sotto i 18 anni è un bambino legalmente, ragazzi, bambini, adolescenti, 220.000 che o soffrono di problemi alla salute mentale che sono direttamente o indirettamente legati alla scuola o si esprimono a scuola. È un'epidemia, così come è un'epidemia il fatto che la scuola italiana, il sistema pubblico italiano è tra i più carenti all'interno dell'OCSE per preparazione alla maturità, per dispersione scolastica, per tassi e livelli di ansia sui banchi di scuola, soddisfazione di insegnanti, genitori e addirittura i dirigenti, oltre che gli studenti. È davvero una situazione che io non posso definire problematica, è un'emergenza, è un sistema che non è solo obsoleto, ma come dicevo prima, pare quasi abbia una volontà di nuocere. E io non posso dare lungi da me avere delle risposte su questo. Noi stiamo tentando un sistema alternativo di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che vuole puntare su un sistema valoriale anziché contenutistico, però non ho delle risposte. Noi stiamo ancora testando questo sistema e ci vorranno anni ancora prima che possa essere qualcosa che io possa raccomandare. Ci crediamo molto, noi pensiamo che sia il futuro della scuola, ma quello che posso fare non è rispondere, non è dare soluzioni che non ho, ma è sottolineare un problema. Siamo qui per parlare di qualcosa che è taciuto, o se non taciuto è mistificato, no? È presentato in una luce un po' qualunquista, no? Si dice, ah sì, la scuola italiana non è perfetta, ma quale lo è? Ok, va bene, vero? Però ci sono scuole che sono più perfette, scuole che sono meno perfette. E riconoscere che c'è un problema, ed è un problema tangibile, quantificabile e quantificato, tra l'altro, è il primo passo per dare a queste persone coraggiose, questi veri eroi che sono gli insegnanti che tutti i giorni, bene o male, si svegliano e decidono di combattere per gli studenti a cui tengono, contro un sistema che nulla ha a che fare con l'educazione. Ecco, è l'unico passo per cercare di dare loro il supporto che meritano affinché possano dare il servizio che i nostri ragazzi meritano, che sono il futuro. Grazie Nicolò. Stanno arrivando ancora molte domande, io cerco di smistarle anche. Per esempio questa qua mi sembra calzante per te, perché tu, Rossella, dal 2015 fai parte del Consiglio nazionale per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, composto da 50 rappresentanti delle maggiori organizzazioni italiane di cooperazione allo sviluppo. E allora mi sembra che c'entri molto con la domanda di questa persona che dice: si dice che l'unione fa la forza, ma ci sono programmi di collaborazione tra le grandi realtà come le vostre per combattere ingiustizie su larga scala? Al di là degli obiettivi comuni, ci sono delle azioni coordinate tra le vostre realtà? Domandona, no, perché c'è tutto questo tema del coordinamento, che è il tema davvero grosso, poi soprattutto a livello di cooperazione internazionale. Immaginatevi quanto difficile è in una realtà locale mettere insieme tutti i vari attori
figuratevi moltiplicato per paesi, culture diverse, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente, poi si parla spesso del fatto che si organizzino incontri di coordinamento per capire come fare il coordinamento, eccetera, eccetera. Quindi veramente anche tanta aria fritta, permettetemi il termine. Però sempre più io vedo che si sta facendo un po' più rete. Mi viene in mente un esempio molto concreto a cui noi partecipiamo al di là del Consiglio nazionale, che insomma diciamo quello è più un organo istituzionale previsto dalla legge 125 sulla cooperazione e lo sviluppo, quindi diciamo secondo me, come diceva Nicolò prima, c'è l'intento di sabotare. Ecco, anche qui diciamo che le istituzioni si sono trovate loro malgrado a dover coinvolgere anche le ONG, le realtà del terzo settore, e con tanti problemi effettivi. Però all'interno del mondo delle ONG ci sono forme di coordinamento, da quelle più strutturate come le reti vere e proprie. Emergency per esempio fa parte della OI, che è la più grande rete nazionale di ONG, ma anche su problemi o su tematiche più specifiche. Per esempio noi ormai da 2 anni e mezzo, 3, abbiamo creato una rete di ONG che fanno soccorso in mare, e quindi ci siamo noi, c'è Medici Senza Frontiere, c'è Open Arms, Mediterranea, Rescue, Sea-Watch, eccetera, e abbiamo proprio dei momenti comuni fissi di confronto che poi portano anche ad azioni, soprattutto di tipo di advocacy, quindi di culturale o di spinta di cambiamento politico, che facciamo tutti insieme. L'ultima che abbiamo deciso di fare insieme è stata quella di citare in giudizio il governo italiano sulla base del decreto piante dosi, che a nostro avviso è insomma, supportato dai legali ovviamente, non soltanto dagli operativi delle ONG, viola la Carta dei diritti umani dell'Unione Europea. E quindi ci vorrà un po' di tempo per avere la sentenza, però ecco, sicuramente stiamo cercando proprio di riuscire a massimizzare i nostri sforzi per produrre questo cambiamento, insomma, che credo sia abbastanza necessario. E anche qui ci vuole coraggio. Ci vuole tanto Molto. coraggio. Io devo dire la verità, a volte, non so cosa ne pensa Monica, ma dico ci vuole più coraggio a lavorare qua in Italia che non in Afghanistan con i talebani, però diciamo, anche perché il coraggio secondo me non è l'antitesi della paura. Ecco, io su questo ci tengo proprio veramente tanto non è coraggioso chi non ha paura, non è coraggioso chi non ha dubbi, anzi. La paura è un sentimento fondamentale, lo è sempre nella vita di tutti i giorni, a maggior ragione nei contesti che ci troviamo a frequentare noi, dove se non hai paura rischi non solo di mettere a repentaglio la tua vita, ma anche quella delle persone che sono con te, quindi la consapevolezza è sempre necessaria, e la giusta dose di paura fa parte poi dell'espressione del coraggio, credo. Quindi non credo proprio non ho mai visto dei supereroi come quelli dei fumetti nella vita reale. Colpisce molto in questo festival sentire le stesse cose da persone che vengono da esperienze molto diverse, che poi è lo scopo, come ha detto l'assessora, del festival, per come l'abbiamo costruito, cioè realtà molto differenti che poi arrivano insieme a dire le stesse cose, perché questa cosa che tu ci stai dicendo sul coraggio, che non significa non avere la paura, ce l'hanno detta esperti di psicologia e di pedagogia, e ce la chiedono anche le persone che ci seguono, perché c'è una domanda molto bella che si può trasferire agli educatori, e la domanda è: se avete mai avuto paura? Quindi su questa farei veramente un giro, e quando l'avete come la superate e come aiutate altri collaboratori, compagni vostri a superare le loro paure, perché voi siete anche responsabili, avete delle posizioni apicali, quindi quando persone che lavorano con voi o per voi hanno paura, come le aiutate? E questa è una domanda la cui risposta serve anche agli educatori: come aiutiamo le persone di cui siamo responsabili a superare le loro paure? Voi come fate?
Condividendole e chiedendo alle persone di condividerle. Io credo che sia fondamentale parlarsi e appunto non aver paura di esprimere i dubbi, le sensazioni, le incertezze, ma anche proprio la paura fisica. Perché altrimenti davvero poi si ingigantisce e diventa difficile da gestire. Questo è una cosa che a me è stata insegnata quando sono entrata in emergency e che mi ha anche aiutato tanto a superare momenti anche di paura seri, paura proprio per la vita non solo mia ma delle persone che lavorano con noi, dei nostri pazienti, dello staff dei nostri ospedali. Ecco, il sapere di non essere sola nel doverlo affrontare personalmente è stato, diciamo, l'elemento che mi ha aiutato a metterlo, diciamo, nel giusto, a contestualizzarlo e a capire come affrontarlo. Poi ci sta anche che quando proprio uno non se la sente fa un passettino indietro, va benissimo, credo una cosa anche abbastanza naturale e sana da fare. Quindi, è umana. Umana, assolutamente, ecco. Grazie Rossella. Nicolò, la stessa domanda. Avete paura qualche volta? Come la superate? Come vi aiutate a superarla? Tutti i giorni risponderei, e assolutamente non posso che citare Rossella, è la condivisione, è la comunità, è il non sentirsi soli davanti a un problema X e in questo modo ci si aiuta gli uni gli altri a ridimensionarlo, no? A cercare di mettere in prospettiva e a cercare sempre di vedere la via d'uscita o la soluzione al problema che hai davanti. E questo funziona, no? È una cosa reciproca, per cui a volte è il collega che è in panico per un problema X e sei tu a essere quello forte, no? Quello che è lucido, quello che riesce a mettere in prospettiva, e poi a volte sei tu ed è il collega invece che ti parla come la luce, il lume della ragione, no? Il grillo parlante, e ti dice: guarda, abbiamo avuto X problemi simili, se non peggiori a questo in passato, troveremo il modo di superarlo anche questa volta. Che sia la corruzione, come dicevo prima, che è una cosa che noi soffriamo abbastanza, pensi sempre di abituarti a gestire queste dinamiche molto, molto sofisticate, no? Che riguardano la corruzione, invece si ripresentano sempre sotto nuove forme. È incredibile come riescono a reinventarsi ogni volta, però ecco, ogni volta che riesci a risolvere un puzzle senza comprometterti, senza, come si dice? Sì, senza scendere a compromessi, poi costruisci le basi per risolvere il puzzle successivo. Il che non significa che tu non abbia paura, che tu non abbia quella sensazione di panico ma riesci a trarre dall'esperienza pregressa la forza e il coraggio per superare lo stato di ansia. Anche la stessa domanda anche per te: se hai paura, come la superi e come aiuti le persone che lavorano per Medici Senza Frontiere a superarla? Ma non molto da aggiungere rispetto a quello che hanno detto Rossella e Nicolò. A volte io trovo che dobbiamo essere anche un pochino gentili con noi stessi, nel senso che almeno nella mia esperienza personale di solito faccio meno fatica forse a riconoscere la paura negli altri e cercare di allungare la mano che guardare a me stessa con un pochino di appunto benevolenza e dire: va bene, capita, hai paura anche te, Monica, quindi cerca di fartene carico e di non, cioè, di chiedere aiuto, no? Perché non è che ci sono situazioni nelle quali poi è difficile a volte che ognuno accorgersi gli uni degli altri, no? Si lavora molto oppure si è molto appunto sotto tensione, quindi anche l'umiltà, proprio la tranquillità,
questo sguardo appunto benevolo nei confronti di se stessi, di dire, beh, lo chiedo in modo proattivo, io chiedo, insomma, a me è capitato, sì, anche recentemente, proprio di prendere sul telefono e dire, guarda, lo so, non dovrei, ma non so, mi è presa così, mi è presa male, come si dice. E in realtà sentirsi vulnerabili in quel momento e invece sentire che poi è quella vulnerabilità che ti avvicina di più agli altri. Quindi come dicevo prima, poi tutto un discorso di prossimità e di vicinanza, ecco, e quando ci si sente così un pochino più vulnerabili è il momento in cui poi si percepisce e si sentono le cose attorno in modo, secondo me, molto più profondo, ecco. Partirei da te per l'ultimo giro, perché un'altra persona ci chiede, ma allora c'è speranza? Voi come la vivete questa dimensione, che prima Rossella ci ha detto, per quello che vediamo ogni tanto cala la speranza. Monica. La speranza è più silenziosa della disperazione, probabilmente. E la speranza sì c'è, perché le persone appunto che noi incontriamo nei contesti dove lavoriamo ci dicono che la speranza c'è la resistenza, c'è la capacità poi di ricreare la vita, e la speranza c'è, e se siamo qui noi tutti è per quello. Noi, voi qui ad ascoltarci, perché c'è la speranza? Perché altrimenti se avessimo abbandonato la speranza non ne parleremo neanche. Ecco, sicuramente la speranza e il sogno appunto della pace, del non utilizzare la guerra come risposta a della violenza, perché tanto appunto due massacri non ne fanno uno più giusto o meno giusto, ecco, è solo un altro massacro, un'altra violenza. La speranza ha bisogno di essere più raccontata, forse, più pubblicizzata. È più difficile forse da far passare come slogan. Forse è più facile far passare uno slogan sulla non speranza e sulla violenza che sulla pace. Non lo so, adesso non vorrei parlare un po' così per frasi fatte, però insomma questo è quello che sento io. Sì, certo che esiste la speranza, se no non saremmo qui a parlare tutti noi. Rossella, per te l'ultima domanda invece è sul cambiamento. Come si fa a continuare a lavorare al cambiamento e quali sono le strade per raggiungerlo? Domandona. Tutte domandone per te, proprio avete, in aggiunta al viaggio. Ma io credo che il cambiamento mi sembra anche un qualcosa di connaturato alla natura umana, no? Non siamo, anche noi fisicamente come esseri umani, non siamo gli stessi da quando nasciamo a quando diventiamo adulti, e quindi credo che innanzitutto il cambiamento non debba spaventare. E seconda cosa, il cambiamento è un qualcosa che come dire, deve essere basato su una condivisione di valori, perché credo che per arrivare ad un cambiamento vero si debba incidere su quello più che sulle cose, come dire, esterne o sui singoli. Molto spesso, anche in questi giorni, stiamo sentendo tanto tornare a questa contrapposizione, no? Di valori, la democrazia versus il fondamentalismo, eccetera. E io mi trovo molto in difficoltà perché, avendo avuto il privilegio, e lo considero davvero un privilegio, di conoscere veramente persone di tante parti del mondo, anche molto diverse dalla quotidianità nostra, il dubbio che
ci sia un qualcuno che abbia la verità assoluta e che quindi debba costringere fino ad arrivare all'uso della violenza, delle armi, qualcun altro a cambiare, quindi il cambiamento di per sé non è sempre positivo. Ecco, questa cosa secondo me dovrebbe farci un po' riflettere. Allora, secondo me, prima di dirci che bisogna cambiare, dovremmo, secondo me, metterci d'accordo su quali sono le basi sulle quali vogliamo essere, ci vogliamo considerare una società. Credo che questa cosa sia urgentissima da fare oggi e per quello che stiamo vedendo, credo che mai come oggi sia vero quello che diceva Albert Einstein ancora nel 1932, quindi ormai sono quasi 100 anni, e lui diceva: la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. Questa cosa dovrebbe farci riflettere ancora di più oggi che abbiamo sviluppato la potenzialità dell'autodistruzione. Con un click possiamo far scomparire continenti interi. Ciò nonostante continuiamo a non guardare a questo che è il problema reale, e forse invece ci vuole un po' di coraggio per guardare davvero a come vogliamo cambiare, che tipo di società vogliamo essere, e secondo me c'è speranza che questa cosa succeda. Sarebbe molto più bello se succedesse non dopo aver visto centinaia di migliaia di morti in giro per il mondo, purtroppo però c'è ancora chi fa fatica a riprendere quello che diceva prima Don Andrea, giusto? E cioè ripartire dalla fondamentale uguaglianza, dignità e diritti degli esseri umani, che non è soltanto un valore cristiano, è un valore che dovremmo condividere tutti, universale, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ecco, quindi forse se cominciassimo un po' a guardare lì, forse riusciremmo a andare insieme verso un cambiamento meno violento, più giusto, più umano, come dicevamo prima, e credo ce ne sia davvero tanto bisogno. Grazie Rossella. Nicolò, anche per te l'ultima domanda sul cambiamento. Qual è il cambiamento che vorresti per quello che state realizzando, per quello che state vivendo? Molti cambiamenti li hai vissuti, molti cambiamenti li hai realizzati con la tua realtà, con le scuole che costruite, ma qual è il desiderio che avete adesso di cambiamento? Il desiderio o il sogno, mi viene da chiedere, perché se vogliamo parlare in grande, allora direi proprio quello che dicevamo poco fa, ovvero apportare un cambiamento sistemico nel sistema scolastico italiano, per esempio, in un futuro, ma perché no nel sistema scolastico globale, se possiamo erroneamente definirlo tale, ovvero noi stiamo testando, no, pensiamo di avere tra le mani qualcosa che ha un valore, questo nuovo approccio all'istruzione, che stiamo testando in varie scuole contemporaneamente. L'obiettivo non è solo offrire ai bambini con cui siamo coinvolti oggi l'istruzione migliore che esista, no? Questo percorso molto ampiamente riconosciuto, esclusivo, ma appunto democratizzarlo. Noi non vogliamo creare una scuola d'élite, noi vogliamo democratizzare la scuola dell'élite, noi vogliamo creare un sistema che permetta l'accesso a questo percorso di studi, questo baccalaureato, in modo più economico e capillare, in modo che la classe dirigente del futuro non sia coltivata solo in luoghi a cui ha accesso la classe dirigente del presente, ma che diventi davvero democratico, no? Una cosa che dicevamo all'inizio, che diceva Monica, molto appropriata, è che l'istruzione è un'arma, e come disse Nelson Mandela è la migliore arma per cambiare il mondo, e purtroppo è una dichiarazione ambivalente questa, perché è anche in alcuni casi la migliore arma per mantenere lo status quo, nel momento in cui tu crei un'istruzione che è dedicata a un'elite, mentre tutto il resto del mondo ha accesso a vari gradi di un sistema obsoleto, non puoi che perpetuare dei sistemi
di oppressione e di ingiustizia. Quindi il nostro sogno è quello di arrivare a un punto in cui questo modello di istruzione stile iRise sia replicabile, sia stato peer reviewed, no? da terzi, che abbia ricevuto uno scrutinio esterno, che poi quindi possa essere proposto a ogni ministero dell'educazione del mondo, di nuovo, se possiamo sognare in grande, ma senz'altro a partire dall'Italia, che è casa. Grazie Nicolò. Don Andrea, un incontro denso, ricco, degno per la conclusione di questo festival. Un suo commento per concludere. Ma io sono da 2 anni che vivo questa esperienza della Caritas, ricordo i primi tempi, la grande frustrazione di vedere, lo dico in modo iperbolico ma anche non tanto, di vedere che era più il fallimento che le cose riuscite, quindi più non riuscire ad aiutare le persone che in realtà aiutarle. Poi in realtà uno entra dentro anche i meccanismi e coglie anche gli aspetti belli e positivi. Però la fatica degli inizi, forse anche per chi ci ascolta, per chi ci ha ascoltati e seguiti stasera, è proprio questa, no? Vedere che il cambiamento è lento, faticoso e un gesto, per quanto generoso, fatica a incidere in modo reale e profondo. Allora vorrei augurare un po' a tutti quanti, a partire da me stesso, di saper vedere anche i piccoli semi di bene. E vorrei ringraziare anche i nostri ospiti perché ci hanno dimostrato che questi piccoli semi possono anche germogliare e diventare alberi grandi che portano frutto. Grazie. Ci piace la metafora del germoglio perché è anche nel nostro logo del festival Educhiamoci, quindi veramente è stato un incontro non solo ricco ma di grandissima condivisione. Noi siamo anche orgogliosi di aver messo insieme 3 realtà che erano già amiche tra di loro ma che questa sera hanno dialogato convergendo su molti punti. Sono arrivati tantissimi commenti. Paola ci dice grazie per averci arricchito con tutti questi incontri meravigliosi, complimenti per l'impeccabile organizzazione. Ormai in ottobre questo appuntamento ce lo aspettiamo, quindi ci prendiamo anche, adesso questo è l'ultimo incontro della settimana, prendiamo anche i messaggi di gradimento dell'intero festival e anche lo spunto a continuarlo, come ha già detto l'assessora. Complimenti per questo festival da parte di Sabina, altissimo livello, grazie per tutte le energie e il tempo che avete investito nella realizzazione di questo evento. Poi Assunta ci dice è stata una settimana molto intensa, ricca di molti spunti e tante verità, dette a cuore aperto. Complimenti a tutti voi per questa bellissima manifestazione. Li leggo, ce ne sono ancora. Elisa ci ha scritto un grande grazie e complimenti, anche questa edizione di Educhiamoci molto interessante, bravissimi tutti, dai presentatori, grazie, ai relatori, a tutti coloro che rendono possibili queste giornate. E poi Anna dice un grande grazie a tutta l'organizzazione e agli illustri ospiti che abbiamo avuto l'onore e il grande piacere di ascoltare. Sono occasioni uniche di formazione e crescita umana e professionale, lo sottolineo anche da parte degli organizzatori perché abbiamo veramente incontrato persone prima che esperti. Rossella ci scrive sentito ringraziamento per la gratuità degli interventi che sono stati ricchi di spunti, riflessioni, idee e grazie anche per la possibilità di seguirvi da remoto. Lo ricordiamo che tutto questo materiale rimane online sul sito di Educhiamoci. Cristina ringrazia per il viaggio prezioso fatto insieme in questi giorni e anche Caterina dice un evento unico e speciale. Ho tenuto per ultimo quello di Paola perché lo rivolgo a Nicolò, Rossella e Monica, grazie per la vostra preziosa opera, per la vostra coerenza e il vostro contributo per il bene dell'umanità. Questo è veramente per voi che ci avete resi veramente felici per aver partecipato. Abbiamo voluto fare questo incontro in chiusura del festival, ci sembra veramente il modo migliore per ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuti e che hanno partecipato, quindi un sentito ringraziamento da parte del Comune di Vittorio Veneto, da parte nostra e di tutti gli organizzatori per averci sostenuto. Grazie a Don Andrea che è venuto qui come nostro gradito ospite questa sera, grazie infinite a Nicolò Govoni che si è collegato da Nairobi, lo inquadriamo. È stato un enorme piacere, grazie. Grazie Nicolò, grazie, speriamo in una futura occasione ancora di collaborazione con te, grazie a Monica Minardi, grazie a Rossella Miccio che ha fatto la strada arrivata
in extremis, ma per la sua preziosa come sempre presenza. Grazie a tutti voi. Concludiamo quindi la terza edizione del Festival Educhiamoci, giornate per l'educazione, con un ringraziamento da parte dell'assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto. Arrivederci all'anno prossimo.